Buonasera, il nostro approfondimento settimanale è un appuntamento questa sera un po' particolare. Abbiamo deciso di affrontare anche noi le problematiche della città di Agrigento con i futuri candidati a sindaco che intendono misurarsi. In realtà siamo gli attuali candidati a sindaco. Gli attuali candidati futuri, perché ancora le liste non sono uscite, quindi quando usciranno le liste sarete attuali. Attualmente siete futuri, perché può essere che ne spuntino altri, avvocato, giusto? Questo è il mio punto di vista. No, lascia stare, continuiamo. Allora, ringrazio l'avvocato Totò Pennica, candidato a sindaco della città di Agrigento, l'avvocato Giuseppe Arnone, Giampiero Carta. Io mi scuso per la mia verve, assolutamente, ironica. avvocato, è sempre un piacere, d'altronde il dibattito è anche interessante quando offre anche questi spunti. Ma poi lei sa che io ritengo che lei è il migliore dei giornalisti politici della Sicilia meridionale, quantomeno. È troppo buono, avvocato. Volevo dire che abbiamo due sedi vote, una per il sindaco uscente, il dottor avvocato Marco Zambuto, che è impegnato per motivi personali, e l'altra del candidato Mariella Lobello, che per motivi familiari ci ha telefonato che non è potuta venire. Abbiamo solo le sedie vuote comunque, non le teste. Le sedie vuote, avvocato. La prego gentilmente di essere un po' più serio. Allora, è una trasmissione questa dove vogliamo dare spazio ai programmi. Leggevo qualche giorno fa su un quotidiano un noto imprenditore agrigentino si lamentava proprio di questo, che questi giorni si stanno caratterizzando più per le vivacità della pre-campagna elettorale che per i programmi. Ecco, i cittadini andranno a votare, vogliono sapere sulle problematiche della città cosa ognuno di voi proporrà, quali le soluzioni migliori. Ecco, la prima domanda che vorrei farvi è quella della scelta perché vi siete candidati. Ecco, la scelta di candidarsi a sindaco di Agrigento è sicuramente una scelta coraggiosa. Perché avete deciso di scendere in campo e chi vi ha sostenuto in questa vostra idea? Il primo a parlare è il Giuseppe Arnone. 3 minuti, volevo dire che ognuno di voi avrà a disposizione rigorosamente 3 minuti. Chi mi ha convinto a scendere in campo? Quel 20% di elettori agrigentini che nel maggio del 2008, in un momento terribile per il centrosinistra, anche per gente come me veniva difficile votare a sinistra dopo quello che avevano combinato Di Pietro, Pecoraro Scanio, Di Liberto e compagnia cantando col governo Prodi, in quel momento difficilissimo per il centrosinistra, alla mia proposta elettorale con il vecchio sistema del voto congiunto tra Consiglio e Presidente, il 20% degli elettori mi ha indicato come la persona che fa politica di gran lunga più credibile e gradita agli agrigentini. Ritengo che questo significava avere un dovere morale nei confronti della città di Agrigento, che per la seconda volta col voto, era già avvenuto l'anno precedente nel 2007, mi richiamava a responsabilità di primo piano. Nel 2007, come tutti ricorderanno, sono stato di gran lunga il più votato in Consiglio Comunale, con il doppio dei voti del secondo classificato, che era dell'UDC, e il terzo che era di Forza Italia. E in realtà già nel 2007 aveva ragione Claudia Casa quando diceva: gli agrigentini vogliono che tu ti ricandidi a sindaco, ritengono questa scelta assolutamente matura, sbagli se non lo fai. E in effetti nel 2007 io non fui candidato perché vittima di una vera e propria congiura di personalità politiche assolutamente irresponsabili. Mi riferisco ad Angelo Capodicasa, mi riferisco a Benedetto Adragna, mi riferisco a Nuccio Cusumano, mi riferisco, e lui era l'unico che aveva un vantaggio proprio, ad Angelo La Russa. Nel 2007 si preferì candidare il ragazzo, diciamolo chiaramente, senza né arte e né parte, senza nessuna esperienza politica, Marco Zambuto, pur di non proporre alla città Arnone, che veniva da uno scontro durissimo col centrodestra, scontro durissimo che Arnone aveva stravinto, tant'è che Aldo Piazza non fu neanche ricandidato. In quell'occasione non me la sono sentita di creare una rottura traumatica all'interno della sinistra e ho obbedito.
ho preso atto di avere sbagliato, perché la scelta di candidare un giovane ragazzo a cui voglio bene, per cui provo affetto, per cui provo anche stima in una certa misura, però assolutamente non in grado rispetto alle drammatiche emergenze della realtà di Agrigento e per giunta nell'ultimo anno Zambuto fortemente portato a fare proprie le peggiori abitudini della politica agrigentina, dalla continua bugia ai cittadini, le ultime sono quelle sulla vicenda della nettezza urbana, a riempire le sue liste con i personaggi più incredibili. De Francisci, che ne ha combinate di tutti i colori e non mi dilungo, che è stato 5 anni ad offendere Zambuto, oggi è candidato di Marco Zambuto. Io credo che la città di Agrigento abbia diritto a essere, diciamo, in una situazione per cui si può realmente voltare pagina, offrire, e concludo, ho preso un minuto in più e lo so, ma ritenevo importante dire queste cose, ho ritenuto di offrire alla città di Agrigento la possibilità di scegliere il poter cambiare pagina nel modo più autorevole e netto. Ecco il perché della mia candidatura. Dottore Carta, prego. E volevo dire, io ho omesso chiaramente nell'introduzione di dire chi i partiti, le formazioni, i movimenti civici che vi appoggiano, perché chiaramente ancora tutto è in evoluzione. Magari voi nel corso del tempo che avete a disposizione, insomma, se vi va di dirlo, lo dite chiaramente. Io ti ringrazio per questa premessa, così comincio subito, appositamente a partire dalla coalizione che mi appoggia. Intanto io non ho scelto di candidarmi difficilmente, scusatemi, differentemente dai miei competitor, cioè io ho proposto una mia candidatura che è stata scelta da altri, perché noi siamo l'unica realtà cittadina da quanto io mi ricordi, insomma, da quando mi ricordi che esista la competizione politica agrigentina, che ha fatto le primarie più volte proposte anche dal Partito Democratico e mai realizzate, e che si è sottoposto quindi a una scelta di voto da parte dei cittadini. Io ho proposto la mia candidatura perché era una delle due opzioni principali che noi ponevamo, quella della continuità della candidatura riproposta di Lillo Mincichè, che abbiamo ritenuto alcuni degli amici che fosse una candidatura, diciamo, da non rispendere nuovamente perché aveva un sapore di déjà vu, pur non rinunciando al patrimonio amministrativo e alle capacità di Lillo Mincichè, e altri che abbiamo ritenuto di proporre una faccia e speriamo anche una testa nuova alla città. Questa offerta è stata data ai nostri elettori. Vi ricordo che è una domenica freddissima di vento, ben 1037 agrigentini apatici normalmente sono spostati da casa loro, sono venuti a votare e hanno scelto la mia persona. Questa scelta, che adesso fa riferimento alla lista nostra Agrigento Bene Comune, che tu non hai detto, lo ridico subito io, è una lista federata, non è solo una lista civica, perché fa riferimento a 3 forze politiche e ai movimenti civici. Le forze politiche sono Italia dei Valori, che è il partito a cui io faccio riferimento, e Sinistra e Libertà, che è il partito che fa riferimento a Lillo Mincichè, e Federazione della Sinistra, in vero poco presente, diciamo, ma ci aspettiamo che ci siano nelle sensibilità di sinistra sparse, insomma un polo di attrazione da parte della nostra lista, e i movimenti civici, soprattutto quelli che si sono distinti nella raccolta di firme referendarie accanto a noi di Italia dei Valori e di SEL, e ai movimenti che hanno battagliato anche con l'avvocato Arnone quest'estate rispetto alla problematica del mare pulito. Tutte queste energie sane, giovani, leggere, non appesantite da sclerotizzazioni politiche, hanno per adesso scelto di spendersi con entusiasmo e, come vedete, anche con difficoltà economiche, perché noi non siamo quelle forze politiche che riescono a catalizzare su di sé, avendo deputati locali o altre cose, parecchie risorse economiche. Quindi stiamo facendo una scelta sulla mia persona molto rischiosa, perché io sono il outsider, diciamo, della campagna elettorale, un volto poco noto alle masse, però nello stesso tempo sono un volto, diciamo, già conosciuto perché ho avuto qualche esperienza politica, e quindi mantengo comunque questo mio, e lo rivendico, questo mio ruolo di esponente comunque della società civile, perché questo ritengo anche di essere. Bene, avvocato Salvatore Pennica, lui preferisce farsi chiamare Totò Pennica, forse porta meglio Totò Pennica. No, ricorda un grande comico e quindi lo aiuta nel... L'unico che mi mette di buon umore è Arnone, sempre. Bene, mi fa piacere. Prego, avvocato. Allora, avvocato Salvatore Pennica, che per gli amici preferisce farsi chiamare Totò. La scelta di candidarsi perché? È la volontà di un gruppo di cittadini di riappropriarsi della propria città, e quindi è la scelta non di uno che vuole fare politica, ma di uno che vuole amministrare Agrigento.
Non è una scelta solitaria, ma è una scelta condivisa innanzitutto da un movimento che si chiama Epolis, che è un movimento di liberi cittadini e che prima di ogni altro partito, di ogni altra associazione ha redatto un programma addirittura a far data da 2 mesi a questa parte, ed è un programma che vuole riportare il cittadino al centro non della politica ma del buon governo. Dopo si è discusso all'interno di Epolis e attraverso un confronto anche leale, serrato, che ha registrato pure qualche dissenso, si è pervenuto un momento di sintesi che è la mia candidatura, ma non è una candidatura solitaria, ma è una candidatura che ha l'appoggio della consulta dei giovani, del mondo del volontariato, dei disabili, di un gruppo di professionisti che ha deciso di scommettersi non per fare politica e quindi non guarda ai prossimi appuntamenti elettorali, ma per fare ritornare ad Agrigento il buon governo. Quindi è la candidatura sulla quale poi un gruppo di cittadini ha deciso di scommettersi. In seguito vi è stata la convergenza di alcuni partiti, convergenza che è avvenuta senza nessun condizionamento, senza alcun negoziato, ed è una convergenza che ha fatto insieme ad Epolis una scommessa: far diventare un movimento civico protagonista della vita politica e amministrativa del Comune di Agrigento. Bene. Se c'è del tempo poi magari che resta lo compensiamo alla fine, tanto insomma non è che... Allora entriamo nelle problematiche della città, quello che magari la gente si aspetta di sapere. In questi giorni abbiamo assistito a una città veramente in preda alla sporcizia, abbiamo assistito a uno sciopero dei netturbini, l'ennesimo nel giro di pochi mesi, una città sporca, una città che vede da un lato la vocazione turistica dei templi, dall'altro i cumuli e il cattivo odore che chiaramente la mancata raccolta dei rifiuti provoca nella città. Ecco, questo è un problema che si ripete spesso nella nostra città di Agrigento. Lei, come futuro sindaco, un domani, dottore Carta, questo problema come intende affrontarlo? Io ritengo che bisogna intanto separare il sintomo dalla causa della malattia. Il sintomo che vediamo sono i cumuli della spazzatura. L'altra cosa che non si può accettare e tollerare è che l'anello debole della catena, cioè gli operai, non vengano retribuiti e che abbiano quindi la difficoltà, spesso gente monoreddito, a portare avanti le esigenze della loro famiglia. La malattia va affrontata con intelligenza e senza inutile demagogia, perché siamo in un periodo di campagna elettorale dove era facile sparare anche sul sindaco. Il sindaco ha tante colpe, il sindaco di questa città. Però in questa situazione se ne sta aggiungendo una che a me non piace, cioè Marco ha detto una cosa non vera, utilizzando demagogicamente l'incontro che c'è stato alla Regione, che tendeva a essere risolutivo di questa situazione quantomeno emergenziale, cioè ha detto che ci sarà un ritorno della gestione dei rifiuti ai comuni. Questa è una cosa che purtroppo è solita dei politici quando vogliono calmierare le acque, non è così. Quello che avverrà è che è un'ordinanza commissariale che probabilmente è fatta con veramente raziocinio, sarà sì che le fatturazioni delle ditte vengono praticamente assolte direttamente dai comuni che ricevono il servizio, per cui il comune che paga, perché in questa situazione dei 19 comuni succede che c'è qualcuno che paga e qualcuno che non paga. Però chi subisce il disagio è comunque l'intera popolazione dei 19 comuni. Questo non è giusto, non è una cosa che può essere condivisa, e quindi l'accettazione della regola secondo cui il comune che paga non ha assolutamente un'interruzione del servizio anche in caso di sciopero, mentre il comune che non ha pagato se ne assume in proprio direttamente la responsabilità, è una cosa sana. Non corrisponde però a una normativa anche comunitaria che non può essere stravolta assolutamente in maniera demagogica dicendo che i comuni possono riappropriarsi della spazzatura che è di proprietà dell'ATO fino a quando non verranno sciolti. La situazione degli ATO è una situazione, io rubo qualche minuto, questo è un problema anche, diciamo, un problema importante, perché le emergenze cittadine sono tante, però avere il decoro urbano e vedere turisti che fotografano i cumuli di spazzatura è una cosa che non solo è un problema di decoro, di salute dei bambini che vanno a scuola, dei commercianti che hanno i cumuli di spazzatura davanti ai negozi, ma è un problema che è cartina di tornasole della malattia, cioè è stata vista sempre la gestione degli ATO o degli SRR che si chiameranno nuovamente, o qualunque cosa si siano, come ulteriori carrozzoni in cui inserire semplicemente la politica a mettere le mani a mangiare. Questo
questo sistema sbagliato è ora di interromperlo. E allora per interrompere questo sistema non dobbiamo guardare semplicemente a quello che hai detto tu ogni 2 o 3 mesi. Perché ogni 2 o 3 mesi accade questo? Perché è una gestione malata in cui la politica è responsabile, sono responsabili tutti quei soggetti che in questo periodo, da almeno 20 anni a questa parte, direttamente e indirettamente, con incarichi regionali, con incarichi locali, hanno governato, o anzi non hanno governato la situazione attuale. Avvocato Pennica. C'è un C'è anche un problema... problema di differenziato. No, c'è un problema intanto ad sociale. Agrigento, così, giusto, la butto lì una parentesi, No, dobbiamo purtroppo fare- ad Agrigento insomma, disconosciamo cos'è la differenziata, a differenza magari di altri ATO come quella di Sciacca, che è esemplare, ecco così, giusto per dare un contributo Sono esempi e virtuosi, rendere un'idea ancora più precisa del problema. Prego. Intanto c'è un problema sociale ed il problema sociale riguarda sia le imprese che erogano i servizi, ovvero le imprese che raccolgono la nettezza urbana, sia i lavoratori che sono alle dipendenze delle imprese. Le imprese che erano dei servizi rischiano di fallire perché le fatture scadute ad oggi, mentre noi registriamo, ammontano a 9.811.136,72, oltre i servizi prestati e i 60 giorni di franchigia contrattuale. Quindi noi abbiamo un'ulteriore spesa da parte delle imprese per 3,5 milioni di euro e quindi una spesa che non è stata ancora incassata dalle imprese. Quindi i corrispettivi non retribuiti ammontano a 13 milioni di euro. Dopo vi è il problema dei lavoratori, che è un problema sociale tanto quanto quello delle imprese, perché le imprese sono a rischio di fallimento, i lavoratori non possono fare la spesa per Pasqua, perché ai dipendenti è stata corrisposta la mensilità di dicembre del 2011 e la 13ª e sono creditori ad oggi della mensilità di gennaio e febbraio 2012 e della mensilità di marzo alla scadenza del 15 aprile del 2012. Ieri un lavoratore che sono andato a trovare a Villa Seta per un giro elettorale mi diceva che ha avuto un anticipo di 300 euro, ciò significa che potrà comprare l'agnello pasquale e la colomba e dovrà fare un pranzo di Pasqua o lunedì di Pasquetta ad 8 grano. Di chi è la responsabilità? Va in questa fase suddivisa nel sindaco e nella GESA, perché vero è che la GESA ha il servizio che ora è in liquidazione, ma la GESA non ha recuperato tutta l'area dell'evaso. Il sindaco è inadempiente perché non ha istituito il fondo di gestione che avrebbe dovuto istituire ai sensi dell'articolo 21, comma 17 della legge regionale 19/2015. Questo per dire cosa? Che non è attraverso la gestione diretta del servizio che si azzera un pregresso. Oggi il pregresso è questo e va comunque, secondo me, monitorato. Il fatto che il sindaco canti vittoria, il sindaco uscente, e dica che attraverso la gestione diretta si potrà risolvere il problema, così non è, perché la gestione indiretta porrà un problema di costo. Il costo lo potremo diminuire se effettivamente faremo una raccolta differenziata. L'idea del candidato sindaco di Epolis e del candidato sindaco Pennica è assumere il migliore esperto in termini di raccolta differenziata del comune più virtuoso d'Italia e quindi fare una raccolta differenziata che per i cittadini che significa? Che nel momento in cui si porta in discarica l'immondizia con la differenziata il comune avrebbe un vantaggio economico e avendo un vantaggio economico riusciremmo ad abbattere i costi. L'abbattimento dei costi significa anche una bolletta per la spazzatura meno onerosa per i cittadini, ma questo è una scommessa ed è un modello da sperimentare. Avvocato Arnone, ecco, lei sul problema dei rifiuti cosa esce dal cilindro? Allora, innanzitutto dobbiamo dire come stanno le cose, bene. perché fino a questo momento abbiamo fatto molte chiacchiere e negato la verità ai cittadini. Ecco, qual è la verità? E ora che io spiegherò come stanno le cose, la gente comprenderà perché Zambuto non può fare in campagna elettorale un dibattito con Beppe Arnone. Le cose stanno in questi termini. Noi abbiamo un quadro passato che ha creato un buco enorme. Gli agrigentini ricorderanno un buco di soldi enorme, finanziario. Gli agrigentini ricorderanno le dichiarazioni e le politiche assolutamente dissennate di Aldo Piazza
una persona le cui capacità sono sotto gli occhi di tutti, che si attenga al problema, però lasciamo stare questi fermiamoci. Sappiamo tutti cosa ha fatto. Caro Arturo, entriamo nel caro problema. Candella, Aldo Piazza non c'è, non può rispondere. Vabbè, Candella, quindi è giusto. Candella, mi perdoni, noi dobbiamo spiegare agli agrigentini da dove viene fuori. Io vorrei evitare che lei desse giudizi. Io non do dica nessun solo giudizio. Aldo Piazza, evitare di dire stato, bravo, è bello, è alto, è magro. Candella, è giusto. dobbiamo fare le persone serie. Nel problema. Candella, sì. se dobbiamo Facciamo fare le persone serie. Allora, io le dico, lei deve attenersi al Candella, problema. se vuole mi alzo e me ne vado e non c'è problema. Se lei mi deve censurare, mi alzo e me ne vado. Io non la censuro, allora io le sto dicendo di evitare di offendere io persone. Io non offendo nessuno, Candella. Candella, si ricorda che qualcuno ha detto non pagate la terza rata, non pagate le rate, l'immondizia non si paga, la terza rata ve la tenete a casa. Aldo Piazza ha detto questo. E cosa sto dicendo? Uno che invita i cittadini a non pagare la terza rata, uno che invita i cittadini da sindaco a non pagare le tasse, è una persona capace e affidabile. Questo lo decide, lo dicono i cittadini, se è capace o non è capace. Mi consente di descrivere quello che è avvenuto e di chi è la responsabilità. In maniera settica. E non c'è un asetticismo, ognuno ha responsabilità di governo. Oggi Pennica, che poi mi risponderà, rappresenta la continuità con Alfano e Cimino, che hanno ritenuto di affidare la città di Agrigento per un quinquennio ad Aldo Piazza, che prima ancora hanno ritenuto di affidare per 10 anni la città di Agrigento a Sodano. Vogliamo negare che abbiamo avuto un sindaco condannato in primo grado per avere truffato gli agrigentini facendo pagare bollette gonfiate che hanno provocato il dissesto finanziario anche del lato? Se vogliamo nascondere la storia di Agrigento, la nascondiamo e diciamo non siamo ad Agrigento, siamo a Bolzano. Non abbiamo avuto un processo per un appalto truccato che si è concluso con la condanna del sindaco. Non abbiamo avuto un sindaco che ha ritenuto di non fare pagare le tasse agli agrigentini. Diciamo tutto questo. Bene, allora continuiamo. Possiamo andare ora avanti. Lei deve andare avanti, assolutamente. La vicenda è un'altra. Abbiamo un pregresso di buco dovuto ad Aldo Piazza e a Sodano, che eredita lato. La Teresa Restivo al lato cosa ha ereditato? Un comune che non era in grado neanche minimamente di avere l'anagrafe dei contribuenti. Quando le leggi dello Stato italiano in questo ultimo decennio hanno detto tanto entra e tanto esce, il comune di Agrigento, che non faceva entrare niente, poco niente, aveva attuato il principio che le tasse le pagava chi voleva, perché così funzionava il comune di Agrigento, con Sodano e con Piazza. Vuoi pagare le tasse, le paghi. Non le vuoi pagare, non c'è problema, non pagarle. Questo è avvenuto per esempio con la tariffa idrica e con la tariffa del veramente io la contesto perché personalmente arrivano le bollette dell'INPA, arrivano le bollette TARSU, arrivano le bollette, quindi a me sono sempre arrivate, quindi non credo che c'erano delle persone che se lei mi fa illustrare la questione, poi mi toglie il tempo, tutto quello che vuole. No, non allora le dice niente che sono arrivate tutte assieme le bollette di 5 anni per l'acqua? Le dice niente che il Consiglio Comunale ha discusso per anni se erano prescritte le bollette che arrivavano ai cittadini con 7-8 anni di ritardo? A me dice molto e dice che le tasse al Comune di Agrigento si sono cominciate a pagare adesso. Il problema che abbiamo al Comune qual è? Ho 3 minuti, parlerò di meno, me ne andrò più. Non c'è problema. La invito alla sintesi. C'è poco da fare con la sintesi. Allora, se lei mi interrompe, non perde il filo. Dicevo, qual è il problema che noi abbiamo? Noi abbiamo lato che deve incassare dai contribuenti agrigentini alcuni milioni di euro di bollette che, grazie al sistema Sodano e Piazza, il Comune non introitava e sono diventati un buco enorme. Zambuto, che ha alcuni meriti per il risanamento del bilancio comunale, ha fatto un'autentica follia che non ha nessuno il coraggio di dire. Ha aumentato di 50 unità, che significano circa 1,5 milioni all'anno di stipendi in più, gli impiegati che avevamo per la raccolta e lo spazzamento. Perfetto. Io sono uno che si confronta con gli imprenditori, consiglio che una delle teste pensanti, 4 minuti, ma la gente ha diritto di sapere, certo. Consiglio che una delle teste pensanti della raccolta dei rifiuti, io finisco di parlare prima, Totò, la gente lo vuole sapere qual è il problema
Tu hai avuto il coraggio di dire che Zambuto nel 2008 ha fatto 50 assunzioni che non si potevano fare e le ha caricate? Io la invito alla capacità di sintesi. Ma la capacità di sintesi che non è un comizio. Candela, dire la verità, Candela. Sì, però dico, non vorrei che lei facesse una figura peggiore di quella di Franco Castaldo. Assolutamente. Perché ci abbiamo a questo. Cioè, io Arnone dice lasci stare Franco Castaldo, io lo sto facendo non parlare. Franco Castaldo, devo chiedere scusa, Lelio Castaldo. No. Franco Castaldo non assolutamente, anzi Lelio io Castaldo. la sto stimolando abbastanza nel allora, dialogo. Dicevo, Prego. dobbiamo dire come stanno le cose. Prego. Allora, quando noi aumentiamo i costi di spesa del comune con assunzioni che non si dovevano fare perché non erano inutili, o comunque erano non coerenti con la situazione finanziaria, noi potremmo assumere anche per la città di Agrigento 1500 letturbini. Agrigento diventerebbe pulitissima. Il problema è come paghiamo questi stipendi ai 1500 letturbini che assumiamo per Quindi la città. come lo risolviamo il problema? Allora, come lo risolviamo il problema? Noi dobbiamo innanzitutto far funzionare il pagamento dei tributi, stringere ulteriormente affinché i tributi vengano pagati. Totò, io sono abituato ad affrontare gli argomenti che sono in grado di affrontare. Ma uno non può cominciare a parlare di Zambuto, di Sodano, lei ha 3 minuti. In Candela, 3 minuti io comprendo la difficoltà di tutti, invece di parlare di aria fritta, che la colpa è di Giove che è cattivo. Non stiamo parlando di aria fritta, assolutamente. Io le sto dicendo su questo problema come intende lei risolvere. Intendo risolvere. Basta, alla prossima andiamo avanti. Non le interessa. No, parlare... la trasmissione può durare mezz'ora solo perché lei ancora Candela, non ha capacità di sintesi. Io sono abituato a rispettare le regole. La regola è che lei in 3 minuti mi deve dare la risposta. Lei non la sta dando perché siamo arrivati a 5 non è minuti. questa. Mi deve scusare. Candela, la regola non è questa. Candela, la regola che abbiamo dato non è questa. Avvocato, lei si deve attenere alle regole. Candela, ha 3 lei minuti per deve essere rispondere più sul educato con problema me. Non mi deve interrompere, Candela. Lei non può fare il libro partire da Zambuto, Candela, Sodano e continuare. Candela, queste sono le regole. Ragazzo se le stanno bene, se vuole mi alzo e me ne vado. Lei mi ha detto i minuti. Qui non siamo in lei mi interrompe e non mi fa parlare. Le consiglio capacità di sintesi. Monsignor della Casa, Candela, legga di più, Monsignor della Casa. Non leggo lei niente, non va altro che l'orologio. interrompermi. Candela, si è detto, l'ha detto il suo collaboratore, coeditore, chiamiamolo come vogliamo, che si recuperavano dopo i tempi che uno sottraeva prima, per poter fare dare ad ognuno le risposte complete. Questa è la regola che ci siamo dati. Io rimarrò senza parola per il prossimo giro. Mi sarò mangiato i 3 minuti. Non parlerò di centro storico, di depuratore, di quello che vogliamo. Ma lei non mi può, certamente, non mi può interrompere in continuazione e fare anche lei questa figura con i telespettatori. Allora, come è da risolvere questo problema? Io sto facendo il mio lavoro di moderatore, quindi non lei non parlare. dia giudizi su di me. Io la sto invitando, la prego, alla capacità di sintesi e di rispondere. Cosa che Candela, lei ancora non sta facendo perché lei sta portando avanti una polemica sterile e inutile. Candela, lei non va altro che interrompermi. Fortunatamente i telespettatori vedono quello che sta facendo. Mi fa molto male che sia proprio lei che è un mio amico, però lei sta facendo. Io sono un amico, ma lei non rispetta le regole. Candela, lei mi interrompe, da quando ho iniziato a parlare, a dire come stanno le cose, che mi interrompe. Se mi consente di parlare sta 30 secondi zitto, io finisco deve essere solo 30 secondi in silenzio, Candela, 30, non di più. Dicevo, mi sono confrontato con l'imprenditore di riferimento della raccolta dei rifiuti, che è un agrigentino che si chiama Consiglio, con cui in passato abbiamo anche avuto scontri. Consiglio mi ha detto: egregio avvocato, io gestisco lo stesso servizio in Lombardia, con risultati ottimali in Lombardia. In Lombardia impiego però 1/10 dei dipendenti che mi fate impiegare ad Agrigento. Se ad Agrigento la nettezza urbana non viene gestita per mantenere pulita la città, ma per dare una serie di stipendi clientelari, e poi abbiamo i buchi, poi non siete in grado di pagare gli stipendi, abbiamo la città piena di immondizia. Ora, se Marco Zambuto non avesse fatto le 50 assunzioni in più, non avesse creato un ulteriore buco di 5 milioni di euro in 3 anni, noi non avremmo avuto sotto la Pasqua la città piena di immondizie. A tutto ciò abbiamo poi la capacità di raccontare pinocchiescamente le peggiori menzogne, come quelle che abbiamo sentito in questi giorni. Ho risolto io, Marco Zambuto, il problema, la gestione la danno a me. Bene, Comune di Agrigento, se non sei in grado di pagare
I 5 lavoratori dei cessi pubblici che protestano davanti al comune. È passato 1 minuto e un Ho quarto. chiuso. I 5 lavoratori del comune dei cessi pubblici Zambuto non li paga. Protestano davanti al comune e mi vuole raccontare che è in grado di pagare ogni mese 150 stipendi in più ai lavoratori del lato Gesa. Ma di che cosa stiamo parlando? Ho concluso. Credo però che gli agrigentini abbiano finalmente lei le è idee abituato, chiare. avvocato, a prendersi il microfono come fa in altre emittenti, mi scusi, e nessuno gli ha mai fatto notare l'orologio. Purtroppo Candela, lei è abituato a fare interviste che Candela, durano un quarto Candela, d'ora con gli altri Candela, colleghi compiacenti. A Candela, TV questo non si fa. Candela, avvocato. Mi scusi, noi abbiamo fatto Candela, delle regole. e io le ho rispettate, rispetti, Candela. la prego. Io Poi rinuncio al eviti tempo di di dare dopo. pareri sulla mia persona perché nessuno glieli chiede. E lei perché mi interrompe? Parliamo del centro storico. Centro storico, una realtà, una risorsa per la città o un cappio al piede? È veramente il centro storico da rivalutare, da rivisitare? Può essere un volano, uno sviluppo per la città o un impedimento? Avvocato Pennica. Il centro storico è un centro che deve essere rivitalizzato partendo dall'esistente, perché c'è una visione intanto immediata, che è quella di metterlo in sicurezza e non si può fare affidamento soltanto ai privati. E poi c'è un centro storico che deve, secondo me, essere rivitalizzato attraverso il reperimento dei fondi. Qual è nel nostro programma il punto nevralgico? Il punto nevralgico è questo. Noi dobbiamo creare un ufficio di programmazione che sia assolutamente autonomo ed indipendente dall'ufficio tecnico del Comune di Agrigento. Quindi un gruppo di esperti che potremmo anche individuare all'esterno dell'attuale compagine del Comune di Agrigento, che abbia il compito di reperire ed individuare le fonti di finanziamento all'interno della comunità europea e fare i progetti cantierabili. Questo è importante perché se il progetto non è istruito nel migliore dei modi rischia di essere dichiarato inammissibile. Per esempio, noi abbiamo visto che ultimamente il Comune di Agrigento ha partecipato ad alcuni bandi, però a questi bandi non è riuscito ad avere un punteggio idoneo per carenza dei requisiti della documentazione. Questo non è neanche addebitabile all'incuria degli uffici, ma quanto al sovraccarico di lavoro, ragion per cui l'ufficio di programmazione deve avere solo un compito: individuare le fonti di finanziamento a livello europeo e fare i progetti che non hanno bisogno, tengo a precisare, della raccomandazione politica, perché in Europa verranno finanziati solo se saranno fatti bene e avranno un punteggio. E questo è l'obiettivo però che si deve indirizzare, lì ci sarà un'ulteriore nota di dissenso culturale, questa volta con Arnone, si deve indirizzare nel recupero dell'esistente e non nelle colate di cemento. Noi non siamo contrari, come qualcuno dice, per come vorrei dire, scelta politica al progetto di Terravecchia. Noi siamo contrari per l'impostazione data. Non si può in un centro storico fatto di ipogei immaginare piazze ex novo o abitazioni di edilizia economica popolare. Ed aggiungo io, anche per la legalità non si può fare un bando di 9 milioni di euro in una sera, bisognerebbe dare il massimo della pubblicità. Noi siamo per fare ciò che è stato fatto a Trapani: creare l'evento, reperire le fonti e rivitalizzare l'esistente. Questa è la nostra scommessa ed il nostro obiettivo. Avvocato allora, io ritengo di dover preliminarmente ripristinare da parte sua il rispetto delle regole. Mi toglierete, come avete detto all'inizio, tutto il tempo che volete alla fine, ma non potete interrompere la mia argomentazione relativa a temi di questa importanza. Allora, noi abbiamo innanzitutto un problema, lo ha individuato bene Pennica, diciamo nominalisticamente, che è quello degli uffici tecnici. Però Pennica, come al solito, vola molto alto o molto basso. È ovvio che un ufficio tecnico, l'importante è che voli, è ovvio che un ufficio tecnico che è pervaso dalle logiche tangentizie
che abbiamo visto perfettamente nelle immagini connesse agli arresti di qualche settimana addietro non è molto portato, era l'ufficio urbanistica, quello che ha le competenze sul centro storico, ad istruire progetti per il centro storico, né per altre cose, con la logica del disastro che abbiamo visto. E ancora, quando è arrivato un tecnico di esperienza, di preparazione, di spessore, l'ingegnere Monreale, il sindaco Zambuto, che aveva tollerato, e utilizzo un eufemismo, il sistema tangentizio all'urbanistica, ha ritenuto di sbarazzarsi licenziandolo del tecnico in gamba. E questo è un primo problema. Oggi abbiamo l'Università di Agrigento che può interagire con la facoltà di architettura proprio sul centro storico e sui progetti con il Comune di Agrigento, in modo estremamente proficuo. Andiamo anche al merito del famoso progetto Terravecchia. Che i bandi di 9 milioni si facciano in una sera, lo sa Pennica, io non l'ho mai saputo e mi pare abbastanza improbabile che un bando regionale lo si faccia in una sera ad uso e consumo degli agrigentini. In ogni caso, al di là delle ideologie di Giovanni Taglialavoro, che mi pare una persona molto portata al suo particolare, cioè a delle case vicine al progetto Terravecchia, è molto poco portata al generale, cioè alla tutela del centro storico di Agrigento, io ritengo che il progetto Terravecchia, che nel merito possiamo far modificare come meglio vogliamo, possiamo farlo più alto, più basso, con più alberi, con meno alberi, con più terrazze, con meno terrazze, è un progetto sacrosanto ed è nella sua filosofia il condensato del pensiero ambientalista, del pensiero progressista. Sono queste le cose che Arnone, quando era al Ministero dei Lavori Pubblici, prima con Brodi e poi con D'Alema per 4 anni, ha fatto passare con lo staff dei ministri che erano con me per tutta l'Italia, cioè che non bisogna più consumare suolo a Fontanelle, a Monserrato, al villaggio Mosè, costruendo in verde agricolo, ma bisogna spendere il denaro pubblico dello IACP, dell'edilizia economica e residenziale all'interno dei centri storici. Se noi invadiamo le periferie di cemento non avremo mai il denaro per i nostri centri storici. A me toglierete la parola dopo, ma la gente ha il diritto, fino a quando ho cose da dire sul problema che ponete, di sapere quali sono i programmi che io sono in grado di illustrare. Non mi sembra una bellissima scelta quella di andare mostrando mentre io parlo, caro Totò Pennica, orologi a destra e a sinistra. Allora, ci siamo dati delle regole, rispettiamole. La invito a concludere. Perfetto, non parlo più, Piero, non è che c'è problema. Io non è che ho detto voglio prevaricare, tu mi hai detto, caro editore Licausi, così lo sentono i cittadini. Se uno travalica, viene tolto dopo e non parla più. E io ho accettato, punto. Ho finito sul centro storico, possiamo andare avanti. Intanto ne facciamo una questione di metodo di questa trasmissione che sta cominciando a prendere una brutta deriva, secondo me. È normale che è bella perché è vivace, no, scusami, è normale che una trasmissione. L'avvocato Arnone non io lo dico all'avvocato Arnone, lo dico, mi permetto a te, lo dico a tutti, cioè, è una trasmissione che è limitata. Che se no diventa una cosa piatta. È una trasmissione che è limitata, dico, nelle risposte ai 3 minuti, abbiamo un tempo contingentato. Recupero, no, noi abbiamo 20 minuti con non fare polemica pure con me. Ma se dici cose non vere... Ma lo sto parlando male di te in questo caso, sei tu che hai un vizio della mente che pensi che tutti parlano male di te, non è questo, sto dicendo che è normale che le regole erano quelle, che se te ne prendevi 6 minuti poi li recuperavi dopo ed è giusto, non è un problema questo, sto dicendo quello che tu ritieni più importante lo dici ed è giusto, però dico è normale che se cominciamo a fare un dibattito gridato non penso che ai telespettatori gli possa interessare nulla. Io per quello che hai detto poco fa invece devo fare un richiamo perché non mi piace nemmeno, lo dico tra parentesi e lo chiudo, non mi replicare per favore, però le insinuazioni su terze persone come quella che hai fatto su Taglialavoro, dico, sono insinuazioni... Non c'è nessuna insinuazione. Sono insinuazioni gratuite, io ho una casa al centro storico, quindi ho un interesse. C'è un pensiero esplicito, Taglialavoro ha le case... Ti avevo chiesto cortesemente di non replicarmi, sono case, io potrei avere la casa... Ma tu non puoi dire quello che faccio io. Fai quello che vuoi, continua, allora scusami, non te ne parlo più. Fai quello che vuoi, posso parlare? Sì. Ma non mi puoi dire che io non devo replicarti. Non ti ho detto non replicarti, ti ho chiesto una preghiera di non replicarmi su questa cosa.
Non lo far più, non va bene, se sono democratico, replicherai di nuovo quando avrai il tuo tempo. Perfetto. Stavo dicendo, per quello che riguarda l'impostazione che abbiamo noi del centro storico, abbiamo fatto anche una conferenza stampa molto partecipata e molte delle nostre posizioni per quello che riguarda la salvaguardia dell'esistente, la messa in sicurezza degli immobili che stanno crollando addosso alle persone. C'è un problema prioritario che riguarda la gente che vive nel centro storico, prima ancora di fare i voli pindarici e pensare a tutto il resto. Secondo me quello che è fondamentale, e qua sono d'accordo con Pennica, il reperimento dei fondi, perché possiamo dire tutto quello che vogliamo, se poi non abbiamo i denari non possiamo fare nulla. Per il reperimento dei fondi però non sono d'accordo con Pennica dicendo che dobbiamo esternalizzare già, perché io credo che al Comune abbiamo circa 699 dipendenti. E io ho qualche dubbio, e qua do ragione a te, che tutti i dipendenti siano messi nelle condizioni di poter lavorare in maniera seria ed esplicare veramente la loro professionalità. Perché quello che accade al Comune di Agrigento spesso è una gestione del personale, anche là, possiamo dire clientelare, è una parola che si può dire politicamente corretta, per cui c'è qualcuno Forse più peggio. vicino, c'è qualcuno meno vicino al politico di turno, all'assessore, quindi viene valorizzato o non valorizzato. Queste persone vengono anche retribuite, i dirigenti, con premi di risultato che sono diventati una parte dello stipendio di cui non abbiamo natura, perché non hanno un obiettivo. All'Agenzia delle Entrate, visto che la utilizziamo questa cosa, noi abbiamo degli obiettivi di risultato. Allora il dirigente del Comune deve avere un obiettivo misurabile, valutabile, in maniera tale che la sua retribuzione sia anche legata all'obiettivo. Cioè avere una macchina comunale con 700 dipendenti, con i costi che sono circa, correggetemi soprattutto tu che sei dentro l'amministrazione, circa 40 milioni di euro se non ricordo male, cioè all'incirca il 40% del bilancio comunale è spesa per il personale, e poi rivolgersi all'esterno è una partenza secondo me miope. Intanto vediamo cosa riusciamo a prendere all'interno. Che la gestione all'interno sia frutto, anche questa, di corruttela, di quello che abbiamo visto all'ufficio urbanistica. Questo è un vizio, mi permetto di dire, della politica, della mancanza di controllo, anche del sindaco Zambuto, di cui tu Peppino purtroppo per 3 anni hai fatto il prosindaco, cioè esiste una situazione di controllo che il sindaco deve esercitare, che non può essere demandata soltanto alla libera scelta del dirigente. Ma secondo te Ci lo deve essere... scontro di Zambuto su cosa era? Ma lo scontro non è uno scontro, sto dicendo che un sindaco è messo là dai cittadini appositamente per esercitare il suo ruolo, quello di capo dell'amministrazione che la deve controllare. Per quello che rientra al centro storico, e riprendo il tempo che sta finendo, una cosa è una prospettiva, io dico a medio-lungo periodo, cioè qual è lo sviluppo che voglio dare al centro storico? Lo voglio sventrare? Non è più centro storico, è solo centro. Per essere storico deve conservare quella memoria che noi abbiamo, che è quella memoria povera, di strade povere, di intreccio viario, di scalinate, sono cose che abbiamo detto un sacco di volte, mi scoccia pure dirlo, però quello è il centro storico. Se utilizziamo un altro metodo di sviluppo, che abbiamo detto invece al centro storico ci portiamo dalle case di edilizia economica popolare, facciamo altre cose, abbiamo 2 idee diverse del centro storico. Io dico che il territorio va salvaguardato, non sono certo un cementificatore, ma non assolutamente andando a mettere delle palazzine di edilizia economica residenziale in posti delicatissimi, quali sono quelli del centro storico, che hanno problemi di geognostica, di franosità, di acque che corrono sotto, quindi c'è tutta una situazione di una complessità così enorme, e stiamo parlando soltanto del centro storico, che risolverla demagogicamente in campagna elettorale dicendo noi lo vogliamo portare pieno di musei, oppure gli vogliamo andare a mettere nel centro storico qualunque altra cosa. La prima esigenza è la salvaguardia della salute delle persone che non possono essere deportate dal centro storico. Quindi abbiamo case che stanno crollando, compito dell'amministrazione è mettere in sicurezza gli immobili, eventualmente trovare i fondi, e i fondi non si reperiscono, e chiudo soltanto con la bacchetta magica, anche con i risparmi, perché il nostro bilancio al Comune di Agrigento non è un bilancio serio, è un bilancio taroccato, e allora bisogna trovare fondi di risparmio e nuove entrate, altrimenti dire non abbiamo soldi, non c'è bisogno che mi candido a sindaco io, lo sappiamo che non abbiamo soldi, non ci andiamo nessuno di noi tre. Bene, mi dicono alla regia che abbiamo le ultime 2 domande e ad Arnone restano complessivamente 3 minuti e 30 secondi. Io non so quanti me ne restano a me, ma dico io parlo a ruota a prescindere, regia, quindi poi... e così vi dico. Allora, altra domanda, i problemi della città, situazione economica, socio-economica, povertà dilagante. Agrigento da sempre è stata agli ultimi posti, una volta ultima, una volta penultima, una volta terzultima, insomma sostanzialmente siamo stati sempre ultimi. Abbiamo la Valle dei Templi, abbiamo tante risorse turistiche, abbiamo però tanti giovani che studiano fuori e che non vogliono venire ad Agrigento perché chiaramente ad Agrigento non trovano un lavoro, non trovano un'occupazione. Quindi su questo tema, come pensate? A chi tocca? Scusa, ho perso il filo. Ecco, su questo tema, allora, sul futuro della parlo. Città di Agrigento, come intende Arnone? Non parla, va bene. Posso utilizzare il tempo che ho, almeno un minuto, per completare il discorso sul centro storico? Lo fa dopo allora. Lo fa dopo, all'ultimo. Va bene. Va bene. A chi tocca? Ripetimi la domanda, per favore, se toccava a me, se no tocca a Pennica. Credo a Pennica. Vabbè, io
Parlavamo dello sviluppo futuro della città, una città che è da sempre stata agli ultimi posti delle classifiche nazionali per reddito, per consumi, per tutto, una città dove i giovani purtroppo studiano fuori, non possono tornare qui perché lavoro non ce n'è, una città che giorno dopo giorno diventa sempre più vecchia, i negozi chiudono, lei chiaramente dell'agenzia delle entrate. Ecco, su questo tema, come futuro sindaco, cosa propone? Allora, intanto non ci sono solo i giovani che studiano, vanno all'università e non tornano più, perché se mio figlio studia e se ne va fuori e sono fortunato e fa il medico a Padova, se mi torna ogni tanto con l'aereo e lo vedo, lo abbraccio, io sono contento. Il problema nostro è non costringere i nostri giovani ad andarsene, perché la scelta provinciale di dire che li dobbiamo tenere tutti qua mi pare anche una scelta che ne abbiamo spesso e volentieri fatto discorsi inutili. C'è gente che non studia, c'è gente che ha bisogno anche di fare l'imprenditore, che vuol fare l'imprenditore, che vuol fare il commerciante, che faccia quello che decide di fare. Però di questa città noi continuiamo a parlare, secondo me, a vanvera, a utilizzare, lo dico, lo ripeterò più volte possibile durante la campagna elettorale, di programmi eccessivamente megagalattici. Io ritengo che questa città è l'ultima in Italia, e lo dico a voce alta, perché è stata governata male da persone che con responsabilità, lo ripeto, dirette o indirette, sono responsabili e sono veramente spalmate verso nelle candidature, diciamo, che sono competitor della mia in questa campagna elettorale. Sono le candidature del centrodestra, di cui Totò Pennica, purtroppo devo dire, con la sua gradevole immagine di novità, di movimento Epolis riportato all'attenzione dei cittadini come un fermento culturale nuovo della borghesia cittadina, anche della classe imprenditoriale. Oggi noi dobbiamo capire se dobbiamo affidare nuovamente lo sviluppo di questa città, o meglio sarebbe dire il progresso, perché non è la stessa cosa dello sviluppo, alle classi dirigenti che l'hanno governata male fino adesso. Quindi tutto quello che c'è oggi in campagna elettorale, dietro i proclami e i grandi programmi da fare, noi abbiamo sempre diciamo una cosa molto più terra-terra. Io posso fidarmi di chi fino ad oggi mi ha amministrato male? Posso continuare a fidarmi? Il programma, noi abbiamo delle emergenze in questa città, ne avremo 150 credo emergenze. Abbiamo alcune emergenze che sono prioritarie, altre emergenze che non lo sono. Alcune emergenze prioritarie sono la salvaguardia veramente del decoro urbano, cioè abbiamo una città che non riesce neanche a essere pulita, normalmente manutenuta, le ringhiere verniciate, le piccole cose. Poi abbiamo le grandi cose da fare che riguardano la depurazione, ci dobbiamo mettere le mani, che riguarda la gestione dell'acqua, perché abbiamo ancora la condotta idrica con la Brodo, abbiamo questi finanziamenti, però tutto quello che abbiamo da fare, abbiamo il centro storico che ci cade a pezzi, dobbiamo capire a chi le dobbiamo dare. Cioè se dobbiamo dare in mano alle stesse persone che le hanno amministrate, che le hanno avute con politiche clientelari, con politiche disastrate, con crescite di gente che io vi sfido a vedere, lo dicevo poco fa per noi riprendo anche questo concetto, se siete capaci di distinguere nell'ambito del centrodestra una lista da un'altra rispetto ai vessilli, cioè c'è gente che migra, si chiama questo randagismo elettorale, da una lista all'altra, può essere dietro la candidatura di Totò Pennica come può essere dietro la candidatura di Marco Zambuto, può essere indifferentemente anche dietro la candidatura di Mariella Lobello col FLI, cioè è tutta gente che ha un brodo culturale di centrodestra, questa città ha un 75, un 80% di un bacino elettorale di centrodestra, che dei programmi e delle nostre attenzioni non gliene frega assolutamente nulla. L'unico problema è essere eletti e comunque essere eletti, arrivare al potere nella stanza dei bottoni e con qualunque compagnia pur di andare a governare. E noi parliamo di programmi, noi dovremmo parlare di emergenze di questa città, e sono più o meno 2 o 3. Una delle emergenze è il bilancio, sicuramente è un problema finanziario. Intercettare, tutto quello che vogliamo, creare l'ufficio studi. Il problema è con quali compagnie noi ci proponiamo. Avvocato. La domanda merita intanto una puntualizzazione. Totò Pennica è candidato sindaco con una scheda elettorale in cui fortunatamente l'elettore, che non è coercibile da destra, da sinistra o da centro, avrà per la prima volta in Sicilia la possibilità di scegliersi il proprio sindaco mettendo una X sul nome e il cognome. Quindi la gradevolezza dell'immagine attribuitami da carta rimane perché sono un uomo libero che chiede il voto ai propri concittadini. Per far cosa? Innanzitutto per rendere questa città dal punto di vista economico un po' meno disastrata. Se a distanza di 5 anni di amministrazione del candidato sindaco Pennica restituisco Agrigento dal 99esimo posto al 95esimo posto
sarei già molto contento. Come? Sfruttando intanto l'esistente. Noi abbiamo un sistema di bed and breakfast presente in città e dovremmo dar loro la possibilità di avere il bollino di qualità e di metterli in rete, dando una offerta di gradevolezza della ospitalità. Secondo, gli eventi culturali che ci sono in questa città, penso per esempio all'opera meritoria che svolge da 30 anni il professore Lauretta con il convegno Studi Pirandelliani, o ciò che per esempio fa l'Accademia di Studi Mediterranei o le feste di Perfefone o il premio Empedocle o l'Efe Bodoro. Rendere questi momenti certamente inserirli in un contesto di sviluppo della ospitalità che deve tentare di far rimanere il turista che nella Valle dei Templi transita almeno con un pacchetto che il Comune deve organizzare per almeno 2 giorni. Noi come Polis abbiamo fatto uno studio: se il turista che mediamente si ferma a visitare la Valle dei Templi soltanto per 3 ore si fermasse per 2 giorni ad Agrigento, quale sarebbe la ricaduta in termini economici? Abbiamo notato che vi sarebbe, abbiamo notato, non ti ho interrotto, e io sto sui 3 minuti, abbiamo notato che si incrementerebbero le attività turistiche, quelle commerciali, e si eleverebbe il reddito pro capite ad Agrigento. Quindi, siccome un comune non è un Parlamento nazionale ma è un organizzatore di servizi, organizzare dei servizi per valorizzare ciò che è esistente. Immaginando poi una città a distanza di 5-10 anni, organizziamo il piano regolatore per avere una capacità ricettizia maggiore, ma intanto quella esistente rendiamola più gradevole. Questo per quanto riguarda lo sviluppo economico. Volevo soltanto ricordare a Giampiero Carta soltanto un dato, perché il sindaco deve amministrare e non fare politica, almeno il sindaco che si candida come Totò Pennica. Il comune di Agrigento, solo per i numeri, ha 699 dipendenti, ma solo 3 ingegneri, 10 architetti e 20 geometri in carico ai lavori pubblici e all'urbanistica. Il comune di Agrigento deve quindi fare un ufficio di programmazione con le risorse che ha. Ed una battuta, visto che il mio amico Peppe Arnone risponderà sul centro storico: è un'impostazione culturale e politica diversa quella tra me e lui, perché per me centro storico significa non fare passare i camion, curare la viabilità così come è stata lasciata dai nostri avi, e soprattutto per me centro storico significa non organizzare piazze e gazebo e riportare all'interno del centro storico, ecco la diversità culturale con Arnone, non i gazebo, ma soprattutto le botteghe degli arti e dei mestieri. Si ricorderà Arnone, per chiudo, perché è del 61, quella bottega del Maniscalco alla Bibirria, bellissima. Noi dobbiamo fare ritornare dentro il centro storico botteghe, arti e mestieri, e lì con Arnone siamo culturalmente diversi. Avvocato, lei vuole intervenire? Io poi c'ho un'altra domanda. No, volevo intervenire sul centro storico. Sì. Casomai io rinunzio, quello che a me preme trasmettere ai telespettatori un'idea compiuta anche su un argomento. Allora, innanzitutto voglio riprendere per un istante la vicenda della... Lei ha 3 minuti e 30. Perfetto, me li mangio tutti in poi questo giro. Poi c'è un'altra domanda ancora e poi c'è un appello finale. Va bene, intanto mi preme completare alcuni ragionamenti. La irresponsabilità. Noi abbiamo avuto, lo hanno detto uno dei 2 miei colleghi, il disastro della raccolta differenziata. Bene, lo scontro con Marco Zambuto, che ha portato alla cessazione del rapporto di collaborazione, è avvenuto da un lato quando Zambuto si è fatto il promotore del mantenimento delle situazioni di irresponsabilità. Tu non vai a funzionare la differenziata, non riesci a risolvere minimamente l'elettromagnetismo, riempi la città di antenne di elettromagnetismo, non risolvi il problema del randagismo, mantieni le erbacce a dimensioni da giungla, e io ti dico, bene, lì va cambiato il dirigente e l'assessore. Tu mi dici, no, me li devo mantenere perché mi fanno le liste per il Consiglio Comunale. Allora, tanti e belli saluti. La vicenda Terravecchia e la differenza culturale con Dano Siracusa e con i suoi amici. La vicenda Terravecchia cosa dimostra? Che finalmente vi è una capacità
di realizzare delle cose nuove all'interno del centro storico. La filosofia serve a Tano Siracusa, che è un filosofo bravissimo, ma non serve ai cittadini. Cosa faccio con una bottega da maniscalco che si dovrebbe occupare praticamente di fare i ferri di cavallo ai cavalli, se cavalli nel centro storico non ce ne sono più? Gli do un'indennità io, una parte del mio stipendio per mantenerlo lì? Allora, questa è filosofia pura. Com'è filosofia pura? Un'altra cosa che piace a Totòpennica. Tagliamo i piani alti dei palazzi, di via Porta di Mare, di via Empedocle, il Palazzo Orriggio. Altra idea geniale di Tano Siracusa, ci abbiamo litigato ampiamente. Bene, in un futuro, probabilmente, quando avrò 80 anni, questa cosa potrà forse essere realizzabile. Nell'immediato, No. a chi devo chiedere i soldi per comprare le case della gente e demolirli? Oggi ho la necessità di avere soldi per investire all'interno del centro storico, come si è fatto esattamente con Terra Vecchia. Terra Vecchia è un intervento che si realizza, la gente di Agrigento è intelligente, io ho grande fiducia in loro, per questo mi candido senza avere come te dietro Alfano, Cimino, Mannino, ma solo con la mia faccia e i cittadini di Agrigento. La gente capisce, mi hanno visto nell'area del centro storico di Terra Vecchia, tabula rasa, vi era l'istituto Schifano, non c'è adesso neanche un muretto tanto alzato. Che valori dobbiamo mantenere lì se tutto è scomparso? Se finalmente abbiamo la possibilità di portarci gli abitanti dentro, allora riusciamo a fare un'operazione come a Siracusa, come a Ortigia, come a Siena. Questo è il punto. Poi se noi dobbiamo andare appresso a Tano Siracusa e a Giovanni Taglialavoro, un altro punto e poi finisco. Lo sviluppo economico si fa su cose concrete. Cose concrete, abbiamo disponibili 60 milioni di euro di opere idriche e fognanti nella città di Agrigento, cantieri che possono partire da qua ad agosto. Se Arnone sarà sindaco, partiranno da qua ad agosto. L'unico uomo politico che ha avuto il coraggio di dire ci sono questi soldi, bisogna utilizzarli immediatamente, senza perdere tempo, è Giuseppe Arnone. Con la determinazione che ha, la gente sa che Arnone le promesse le mantiene. Non c'è più tempo, ho concluso, ma sono soddisfatto. Bene, non mi sentirete più. Ultima domanda, sicuramente... Prosit. Bene, benissimo, siamo agli auguri. Allora, un'ultima domanda, prima dell'appello. Voi avete già stilato dei programmi, avete scelto le vostre squadre. Ecco, molta gente mi chiede, ma chi saranno gli assessori, l'avvocato Pennica, Carta, Arnone sceglierà come... Ecco, io vi pregherei, la domanda che vi faccio è di dire a me e alla gente quali saranno i vostri collaboratori, i vostri assessori, insomma le vostre scelte future politiche. Prego. Carta è il primo. Carta? Carta, scusa. 3 volte. Carta dico, è una risposta facile, Carta li ha già scelti, perché ho presentato la sua candidatura, credo anche qua di essere l'unico, avendo già messo in squadra 4 dei 6 assessori. 4 dei 6 perché ne lasciamo 2 liberi, perché andremo al ballottaggio e poi dovremo vedere chi ce l'abbiamo mettere. No, è strategica questa cosa. Cuore, sì. Allora, sai chi sono gli assessori? Penso facciamo bene a ricordarlo a chi ci ascolta, è Nello Amel, è Lillo Miccichè, è Simona Carisi e Nessore Saieva. Nessore Saieva, che forse è il meno noto magari ai cittadini, è un ingegnere, è un tecnico, Simona è un medico ospedaliero, Nello Amel e Lillo evito di presentarli. Però quello che noi proponiamo ai cittadini con questa squadra assessoriale, come vedi, è una continuità amministrativa di gente che è stata all'opposizione. È una proposta nuova per cercare di cambiare veramente il volto della città, che non è soltanto parole, parole, parole. Io le dico tante di parole, alle volte sono anche stanco perché penso che i cittadini sentono soltanto proclami. Entrare nello specifico del tecnico, io questo tempo che non so quanto me ne rimane, vorrei utilizzarlo anche per fare piccole riflessioni. Cioè quando Peppe mi ribadisce nuovamente ormai non hai più tempo, non puoi replicare, quindi sono Ho l'appello finale. Mi dispiace. L'hai esaurito tutto, quindi gioco in vantaggio, però non ne approfitto. Mi aggiorna la regia. Se è caduto lo Schifano, allora siccome è scaduto lo Schifano ci andiamo a mettere le palazzine, cioè è una cosa che non ha senso nemmeno, perché intanto è scaduto perché nessuno ha manutenuto questo cacchio di centro storico, perché siamo riusciti in qualche maniera a fregarcene altamente per 20 anni e quindi quando qualcuno se n'è fregato, e io ribadisco se n'è fregato non amando la città, adesso non è perché siccome se n'è fregato abbiamo una situazione nuova e quindi lo roviniamo tutti. Io devo avere, lo ripeto, un progetto di centro storico che secondo me è salvaguardare le
esistente e quindi cercare di ripristinare il più possibile con gli interventi di manutenzione le strade, gli intonaci, i materiali da utilizzare, perché quel centro storico, se tu lo vedi come un museo avulso dalla città oppure lo vedi come un quartiere popolare da creare dentro il centro della città, sono due situazioni tutte e due sbagliate. Il centro storico, se è in continuità come tutti i centri storici, è un volano economico oltre che essere una possibilità culturale. Non sono d'accordo col Maniscalco, che io conosco perfettamente perché ci giocavo da bambino, sono nato a Giardinello e alla Bibria ci andavo pure a scuola in prima elementare. Maniscalchi oggi non ce ne servono più, però è normale che se noi dentro il centro storico facciamo delle attività culturali, se la mostra del carretto siciliano per esempio di La Scala riusciamo a posizionarla dove? Al Via alla Vittoria, dentro il centro storico, è ovvio che riusciamo a portare qualche turista a vedere questo nostro centro storico che ha la sua gradevolezza di povertà ma ce l'ha, e quindi riusciamo a portare i famosi 2 giorni di turisti in più che diceva Totò Pennica. Non è una grande rivoluzione, le cose bisogna farle, che poi io le prometto che oggi ho scoperto che se il turista mordi e fuggi c'è tutto, c'è pure a Firenze, solo a Firenze ci sta 4 giorni, poi sta un giorno a Pisa, poi sta un giorno a Siena. Noi ad Agrigento non abbiamo niente, abbiamo un torpedone che arriva, scarica dei turisti, si vedono Valle Tempio e se ne vanno, quindi dobbiamo riuscire a mantenerli più. Ma il turista è questo? O anche il turista, quello che dice la pubblicità, il turista fai da te, cioè quello che è il turista che pensa, che viene, che si fa il giro, che sta ad Agrigento, che ci sta 2 notti in un bed and breakfast, che va a mangiare, se noi abbiamo un'offerta enogastronomica e ce l'abbiamo i nostri prodotti e riusciamo anche a vendere questo benedetto prodotto Agrigento, come sentiamo sempre parlare ma non lo facciamo, abbiamo anche una sinergia, usiamo le paroline difficili, con l'entroterra perché abbiamo Sant'Angelo Muxaro, cioè dobbiamo entrare anche in questa ottica, che non esiste solo Agrigento, esiste l'Interland di Agrigento, abbiamo il mare pulito, c'è una serie di problematiche che sono tutte interconnesse, però le parole che noi offriamo ai cittadini, che li inonderemo di parole, lo ribadisco, camminano sulla testa delle persone e sulla gambe delle persone. E quindi, caro Totò, purtroppo tu hai un bel dire oggi, te lo dico amichevolmente, di essere il candidato libero. Tu hai scelto un elettorato di riferimento, hai scelto delle liste di riferimento, oggi tu sei il candidato di centrodestra, e io dico uno dei candidati di centrodestra, che è equamente diviso e spalmato su almeno 3 candidature, anche quella del mio amico Peppe, che adesso non può più parlare, che fa riferimento al governatore Lombardo, che non mi pare essere di centrosinistra. Non mi pare, insomma, che... Ma ti pare che lei Peppe trova sempre il modo di parlare. Questa è la confusione elettorale che stiamo creando. L'MPA sta col capo di casa che ti avversa e tu chiedi al ballottaggio di essere poi il candidato appoggiato dall'MPA in un quadro di confusione totale. Prego. Tocca a lei. Grazie. Prego. Io la scelta degli assessori la immagino nella proiezione di una candidatura che è quella di chi vuole amministrare. E allora quando ho chiesto ad Epolis l'appoggio, Epolis ha fatto un dibattito anche in relazione alle convergenze dei partiti e ha messo un paletto, e il paletto è quello di fare una giunta di professionisti che siano altamente competenti e specializzati. E soprattutto noi superiamo gli steccati. Io non so cosa mi divide da Carta, secondo me nulla, perché sul centro storico molte cose le condivido, lui ha un concetto di onestà simile al mio, siamo anagraficamente vicini, e il mio grado di libertà è tale che io vorrei nominare nella mia giunta assessoriale Carta se dovessi andare al ballottaggio. Bene, questa è una Prima bella Siracusa, notizia. adesso è cambiato. Questa è una bella notizia. Io credo che la serietà delle cose vada non sottolineata con un sorriso, No, quanto perché se questa città dobbiamo farla. Io ti chiedo scusa, ti interrompo solo per questa cosa. Ti chiedo io mi attengo ai 3 minuti, Ti sono chiedo- pure interrotto, no, lascio a te, ad Arnone, Ti chiedo campo scusa, mi hai libero, chiamato in causa su questa cosa, casomai lo replicherei anche dopo, mi dico, quello che ci divide tra di noi sono le compagnie che frequentiamo. Per il resto puoi andare avanti. Questo è un metodo che ha portato Agrigento all'attuale disastro. Le elezioni comunali non sono contrapposizioni ideologiche. Io metto al centro della mia azione il bene comune e siccome a Carta sarà un'impostazione unilaterale, ti prego di non replicare, attribuisco altrettanta onestà. Non è certo né una sigla di partito né uno schieramento che può dividermi. Allora io immagino, se dovessi arrivare al ballottaggio, di proporti di entrare in giunta con me. Poi tu spiegherai agli agrigentini qual è il motivo ostativo per cui non devi sbracciarti le maniche, sporcarti le mani nell'amministrazione attiva, e gli agrigentini capiranno
Io continuo a credere negli uomini e nelle idee. Se Carta dice cose che io condivido, a me non interessa l'estrazione delle sigle che appoggiano Carta, a me interessa il progetto di Carta, e se è un progetto che nasce da una buona idea va condivisa, perché la differenza probabilmente tra me e gli altri è questa. Io nasco da un movimento civico. Attraverso il movimento civico intentiamo proporre un'idea di amministrare la città. L'abbraccio che i partiti hanno fatto è un abbraccio per l'amore di Agrigento, e per amare Agrigento io invito i miei competitor, nella ipotesi in cui si dovesse arrivare al ballottaggio, di non rimanere ancorati alle loro posizioni particolaristiche, ma di portare dentro l'amministrazione attiva ed il bene comune la loro idea. Un candidato che nasce dalla società civile sarà sintesi delle diverse sensibilità, perché Agrigento ha bisogno di 5 anni di amministrazione, non di 5 anni di politica. Io, se dovessi candidarmi e se dovessi essere eletto, non assumerò la tessera di nessun partito, né del centrodestra né del centrosinistra, ma soprattutto non mi candiderò alle regionali, non mi candiderò alle nazionali, e allorquando ci sarà la competizione elettorale rimarrò a fare il sindaco degli agrigentini. E se accanto a me c'è Giampiero Carta che dice cose esatte, o ci sono altri che dicono cose esatte, Agrigento se ne potrà avvantaggiare. D'altronde, se non dovessi essere eletto, grazie a Dio ho un lavoro estremamente remunerativo e che mi dà grande soddisfazioni. Continuerei a fare l'avvocato così come voglio fare il sindaco, essendo a disposizione di tutti e risolvendo i problemi. Oggi non esiste destra, sinistra, centro e non esistono gli steccati. Oggi esiste Agrigento ed il bene comune. Io lo metto al centro della mia scelta di amministrare. Quindi dentro la mia squadra ci sarà qualcuno che proverrà da Epolis, e quando i partiti daranno le loro indicazioni io condividerò eventualmente con i partiti il profilo alto della loro competenza, perché non ho bisogno di assessori che vengano a prendere lo stipendio, anzi proporrò una riduzione. Ho bisogno soltanto di competenti che vengano ad amministrare Agrigento senza ancorarsi ai diktat di nessuno. Bene, abbiamo appello. Allora, mi dice la regia che abbiamo 1 minuto e 30 per Carta, non so per Pennica. Vabbè, intanto 1 minuto e 30 per l'appello finale. Io prendo atto Carta, che a Totò Pennica, oltre alla mia persona, piace pure il nome della mia lista, è una cosa che questo mi riempie di soddisfazione, che il bene comune non a caso l'abbiamo scelto. Ma io te l'ho dimostrato venendo al tuo convegno sul infatti, centro no, storico, condividendo le cose che lì hanno detto Tano Siracusa ed altri, perché se tu dici una cosa esatta, io non posso immaginare che la cosa che tu dici, no scusa, che la cosa che tu dici debba essere per un... Scusa, tu hai un altro minuto e 20 e rispondi dopo. Prego, allora, dottore Carta. Io infatti trovo ottimo il riuscire a dialogare. E ultimo... Fatemi finire. Perfetto. Io trovo ottimo riuscire a dialogare prima, durante e dopo la campagna elettorale, perché è una proposta corretta. Non trovo però coerente quello di riuscire a mettere in questa marmellata che si presenta agli occhi degli elettori anche la mia persona e la mia lista. Noi siamo l'unica lista di sinistra. Totò dice che non esistono le ideologie. Allora, se le ideologie le intendiamo come religioni, sono d'accordo con lui. Cioè il Partito Comunista, la Democrazia Cristiana. Ma se parliamo ancora di distinzione di idee, a me, rispetto a Grande Sud di Cimino o rispetto al PDL di Alfano, io ancora qualche idea diversa la manifesto. Non sono d'accordo con l'impostazione di queste persone. Le ritengo maggiormente responsabili del disastro del Paese direttamente e della nostra piccola città in particolare. Quindi nell'apprezzare la volontà di dialogo di Totò Pennica dovrei anche dire che siccome quando uno si propone come nuovo dovrebbe secondo me prioritariamente rivolgersi ai perdenti. Quindi quando Epolis, che torno a dire è un movimento di cui apprezzo veramente lo spirito innovativo che hanno provato a dare al dibattito politico, sceglie elettoralmente di abbandonare una parte probabilmente secondo loro non fruttifera di voti dell'elettorato e di rivolgersi a un'altra che è quella del centrodestra che fa riferimento, secondo me sta fatto
Dico, sono affari loro poi, ma hanno fatto una scelta miope, però pur essendo affari loro io me ne dispiaccio perché nell'agone politico 5 secondi, 4, lo voglio dire, non siamo tutti uguali, non siamo tutti uguali, quindi si poteva provare a bussare anche ai perdenti nel tentativo di far vincere la città, invece di bussare ai vincenti per salire comunque in amministrazione, perché poi comunque sia questa gente non abdicherà dal potere, caro Totopennica, e tu ne sei perfettamente Avvocato, cosciente. 1 minuto e 20 per concludere questo dibattito. Avvocato Arnone? Avvocato No, Pennico, siccome l'avvocato detto. Corantoso Marzia, no. Ma regalaglieli 10 Avvocato secondi di appello Pennico. finale. Regalo dai. 10 secondi. Regalagli Dai, 10 secondi dai, che faccio ce un minuto e Se 10. voi siete d'accordo... No, io sono d'accordo, io sono per la democrazia. Regalagli Ti 10 Allora, secondi. intanto ti lei... regalo la metà del Perché è il logo Vai, poi vi lasci lo Avvocato, Vai, forza. vai. Vai, Peppe. I colleghi ti Te ne hanno ricorderai lasciato... di questo, dai, che te ne se loro sono ricorderai. d'accordo, Sì, sono lo siamo d'accordo. d'accordo Io non anche ne ho più, noi, quindi sono quindi... d'accordo. Allora, Prego. io li ringrazio Prego. e ritengo di toccare il tema della squadra che ognuno va a proporre. Certo. Io mi pare di essere l'unico che sin dal primo momento propone una squadra attingendo dalla società civile. Domani terrò una conferenza stampa, indicherò la persona che andrà a dirigere la cultura cittadina presiedendo al posto del sindaco il Teatro Pirandello, il più prestigioso dei giornalisti agrigentini, Nuccio Dispenza, recentemente premiato anche come scrittore. Indicherò le prime 2 donne della squadra di 3 donne che sarà formalizzata, indicata come giunta al primo turno. La dottoressa Schinelli, di cui si è già detto, e la giovane Rosa Galluzzo, che avrò modo di presentare domani. Nella giornata di Pasqua proverò a convincere quello che ritengo essere il vice sindaco più esperiente ed adatto ad avere un ruolo di vertice assieme a me nella giunta municipale di Agrigento ad accettare la nomina, che è la dottoressa Olimpia Campo, altrimenti indicherò un'altra donna. Grazie Avvocato. Allora, Totopennica, per chiudere questa nostra discussione. Una giunta che metta al centro il bene comune. Per me bene comune è dottrina sociale, per me Agrigento è bene inscindibile e comune. Non posso un bene come Agrigento inscindibile e comune sottoporlo a delle logiche di schieramento. Io vorrei allargare la compagine e la compartecipazione e faccio appello alla maturità dei candidati e di tutte le energie di Agrigento. Agrigento ha bisogno di essere amministrata, non ha bisogno di politici, ma di cittadini che vogliono amministrare. In questa logica ed in questa direzione mi muoverò. Bene, io ringrazio i candidati a sindaco Totopennica, Giuseppe Arnone, Giampiero Carta per aver accolto il nostro invito, aver partecipato alla trasmissione, aver risposto alle nostre domande. Avevamo invitato anche il candidato a sindaco Mariella Lobello, il candidato a sindaco Marco Zambuto, ma per impegni loro non sono potuti venire, ce ne dispiace. E ringraziamo ancora a voi per la vostra presenza, ringraziamo sempre i nostri telespettatori che hanno la pazienza di ascoltarci, augurando loro una buona Pasqua. Chiaramente grazie a te. anche a voi. Grazie una buona a te. Pasqua. Grazie, Buona buonasera Pasqua a te. Buona e Pasqua. tanti auguri. Buona Fai il Pasqua a tutti. precetto,